Va ora in onda Spazio Più. Buon pomeriggio e buon ascolto del tradizionale Spazio Più. Sento un po' di disturbi in cuffia, è possibile? Proviamo. Allora, riprendo. Buon pomeriggio e buon ascolto dallo Spazio Più in collaborazione col SINAP, il Sindacato Nazionale Autonomo della Polizia Penitenziaria. Sono Mimmo Magnetta, lo storico conduttore, e a fianco a me c'ho Rosaria Persico, detta la Scassa Cavoli, che appunto non manca mai di dare anche lei il suo contributo alla nostra trasmissione radiofonica, dove si parla delle galere italiane, di chi soprattutto nelle galere italiane ci lavorano. Buongiorno, benvenuto. O ci ha lavorato più di 35 anni. Pochi te ne sei fatti, pensa se te li facevi tutti, ma dall'altro lato della barricata, non come agente della polizia penitenziaria. Sei congedata, sei andata in pensione con che grado? Generalessa? No, generalessa era impossibile per come la pensavo, e quindi come sovrintendente capo coordinatore. Ho capito, perché era impensabile per come tu la pensavi? Perché non è facile, era impossibile per come la pensavi? Perché? Sì, in certi ambienti bisogna essere un pochino più diplomatici se si vuole far carriera. E non invece perché c'è ancora troppo maschilismo in questo ambiente qua? Beh sì, c'è ancora maschilismo, questo sicuramente, ma ci sono anche donne che comunque vanno avanti. Sì, infatti tu dici che c'è troppo maschilismo, ma io ho visto più donne nei punti di comando. Però purtroppo è un ambiente ancora chiuso e quindi non è facile sempre dire quello che si pensa o lottare per quello che una persona pensa che sia giusto. Ma tu avevi io ho sentito un po' di trasmissioni sia radio che televisive in questi giorni, visto che c'è stata la commemorazione sulle donne, no? Praticamente su quante problematiche le donne subiscono, anche soprattutto sul campo del lavoro. Tu quante volte sei stata costretta a dover andare di servizio perché è necessario e hai tolto la tua presenza e i tuoi figli? Allora, in un ambiente tra virgolette maschilista come quello del carcere, bisogna per farsi strada, no, per lavorare bene bisogna farsi conoscere e devi tirare fuori gli attributi? Conoscere l'ambiente nel quale lavori, le persone con le quali lavori, siano essi polizia penitenziaria che detenuti. E quindi io oggi come oggi dico ai ragazzi che si avvicinano a questo tipo di lavoro che la formazione anche personale è fondamentale se vogliono ben lavorare. Ad esempio, una cosa che può essere forse stupida nel nostro ambiente, però è fondamentale: cercare droga e non sapere cosa cercare. Questo è importante, come e dove cercare. Ora devo chiederlo a una persona molto più giovane di te e di me, che è la mitica regista Natalia. Cioè, tu hai scienza di quello che è un certo tipo di stupefacente anziché di un altro, o di una pasticca anziché di un'altra? Tu sei giovane, venendo dal mondo dei giovani, cioè tu quanti giovani conosci che non sanno che una cosa è l'hashish, l'altra la marijuana, la cocaina o le pasticche? Tutti i tipi? No, nessuno, cioè tutti i miei amici sanno cosa sono e le sanno distinguere, sì, senza farne uso chiaramente. Vabbè. Però E quindi questo ancora una volta significa conoscere quello che è il campo della criminologia, è doveroso, o perlomeno delle sostanze stupefacenti. Non solo. Tu in chimica a scuola come andavi? Non solo, bisogna conoscere per lavorare bene. E lavorare con le persone significa conoscere varie cose che riguardano la persona, ma tante, e quindi poi ti facilita il lavorare, perché se io conosco vuol dire che stiamo parlando della stessa cosa, di qualcosa che io conosco. Il non conoscere non mi mette nella stessa situazione, e quindi di poter comprendere e risolvere quel tipo di problema.
Sai Carmen, però forse il problema è anche questo. Ai tempi miei, per esempio, quando uno parlava di prigioni, c'era ogni agente della polizia di custodia, perché una volta la polizia penitenziaria si chiamava agente di custodia, no? C'erano gli agenti di custodia che appunto di ogni detenuto che avevano sotto le loro mani sapevano vita, morte e miracoli, o perlomeno gli si faceva dare un'occhiata a quella che era la cartella personale. Ora invece appunto mi dicono che questa è una cosa ormai desueta, cioè non si usa più. Cioè ci sono agenti della polizia penitenziaria, o maschi o femmine, che lavorano in sezioni dove loro da soli devono badare a 100 detenuti e ignorano quali sono le fattispecie dei reati che questi 100 detenuti hanno commesso. E allora se uno avesse la conoscenza già del tipo di reato che un detenuto ha commesso, già si potrebbe porre in una maniera differente, perché è un conto se appunto tu sai che hai a che fare con un criminale assassino, oppure con un narcotrafficante, oppure invece che un truffatore, ma se tu ignori proprio che cosa è il reato che ha condotto queste persone, o donne o uomini, in prigione, allora non è solo un discorso di formazione, e dici, sai, perché ti possono insegnare, dici, guarda, Ma la se vedi, formazione comunque non è solo quella data dal ministero, ma è anche quella data doveroso avere una dagli formazione continua anziani, personale. quella data Dai anche dagli colleghi, ma anziani. anche personale sarebbe doveroso, perché se io non conosco sarebbe anche giusto spendere qualche soldino per avere una formazione in più. Io personalmente l'ho fatto. Ad esempio, adesso vi racconto questo. Quando mi sono trovata all'Università di Cassino facendo il master di criminologia, e mi ricordo che il professore spiegandoci ha chiesto a noi in aula: ma voi sapete cosa significa Dio c'è? A dirvi la verità, nonostante lavorassi in carcere, io non sapevo. E molti di noi non hanno risposto. Qualcuno ha detto: ma forse sono cattolici. No, significa che c'è la droga. Quindi questo è per dire che conoscere la terminologia, conoscere è importante per aver conoscere il gergo appunto in uso in quelli che sono gli utenti che sono sottoposti alla conoscere tua certe dinamiche custodia. di certi reati è importante. Sapere che un personaggio che nell'ambito della droga, se gira, deve per forza conoscere l'inglese, se no non può avere certe menzioni in quell'ambito. Pensavo fosse sufficiente lo spagnolo. No, l'inglese è fondamentale. L'inglese è fondamentale. Pensavo che, visto la zona di provenienza della maggiore produzione di cocaina, lo spagnolo o il portoghese. Avere la moglie e la compagna, perché quando vai a certi summit, a certi incontri, non certo presenti la moglie, ma presenti la compagna. Cioè, ci sono tante cose che dovremmo sapere per lavorare in certi contesti. Io credo che è come la dinamica, no? Se un detenuto mi viene a raccontare qualcosa, ma io conosco la dinamica, che la dinamica è matematica, non è la dinamica non può essere inventata. Se ero in un posto non potevo essere in un altro, se ero a una certa lontananza non potevo ridurla e quant'altro. E quindi conoscere significa parlare la stessa lingua. E secondo me, da ignorante che ha fatto 35 anni di galera, questo significa molto ed è importante. Dalla parte di quelli che poi, finito il turno, escono e tornano a casa. Ancora capisco. E dalla parte di quelli che quando vedono in strada almeno da lontano ti salutano, e questo è... Ti devo interrompere perché abbiamo con noi anche l'altro conduttore, è il nostro mitico Tony F. Ciao Mimmo, buongiorno. Buongiorno a tutti i radioascoltatori, un saluto alla regia Natalia, sempre il top, e grazie sempre a Radio Libertà per lo spazio che dedica alla polizia penitenziaria e al mondo carcere. Fra un po' avremo anche l'altro conduttore che a breve ci contatterà lui. Antonio caro, cosa ci dici di nuovo? Ho visto il tuo post su quelli che sono i nuovi numeri. Poi dopo parleremo sul discorso delle gradatorie. Purtroppo devo dare una brutta notizia che mi è arrivata da poco. Che è successo? In tarda mattinata è evaso un detenuto dall'ospedale di Rimini, un detenuto di origine marocchine, tratto in arresto qualche giorno fa per un cumulo di pena, trasportato al nosocomio cittadino di Rimini, evaso.
quindi attendiamo ulteriori informazioni e notizie, speriamo di riprenderlo presto, ma conoscendo la professionalità dei colleghi del reparto di Rimini sicuramente presto tornerà a casa, quindi però purtroppo anche questo accade nel nostro mondo. Beh, quando è stato l'altra settimana che c'è stato l'altro evaso da opera, che si è fatto una scala con i manici di scopa, che dico, ma quanti manici di scopa avrà dovuto prendere questo per fare i vari gradini, i vari pioli? Oh, cioè, il muro di cinta era di 6 metri. Ma che fanno? I manici di scopa li regalano opera? Hai visto? Questa è stata una cosa che veramente noi ad oggi non riusciamo a darsi una spiegazione, come questo detenuto avesse a disposizione tutti questi manici di scopa e altri attrezzi per poter poi evadere. Un detenuto che ha evaso già altre 4 volte, è un top player delle evasioni, però purtroppo bisogna fermarsi, riflettere e capire se c'è stato l'errore da parte di qualcuno. È giusto che questo qualcuno si assuma la responsabilità, perché poi davanti a queste cose a pagare dazio l'intero corpo e non va bene. Beh, l'importante è che non paghi il povero Cristo che è capitato là in sostituzione di turno a qualche altro, perché tante volte poi questo capita, capace che questo per fare tutta una scala lunga più di 6 metri, con tutti sti pioli fatti con i manici delle scope, ci ha impiegato un po' di tempo, no? E capace che appunto c'era qualche altro vostro collega che forse doveva controllare meglio, forse ci voleva qualche perquisizione in più, però ho letto da qualche parte che per esempio a opera le perquisizioni non si fanno. Ti risulta vero o è una delle fake news che ogni non mi tanto... permetto di dire una cosa del genere, perché non assolutamente, sono sicuro che a opera si lavori bene, i colleghi sono professionali, chi comanda all'Istituto di Bergamo lo conosco personalmente, è una persona in gamba. Quello di opera vuoi dire? Quello di opera vuoi dire, Antonio? Stiamo parlando di opera? No, per opera ho detto... Hai detto Bergamo, è stato un lapsus. È stato là, sì, assolutamente. Quindi non mi permetterei assolutamente. Ovviamente ci saranno delle verifiche, ci sono delle ispezioni in atto e ripeto, poi se qualcuno ha sbagliato se ne assumerà le responsabilità. Questo vale per opera, come vale per Rimini, come vale per tutti gli istituti dello Stivale. È ovvio che assolutamente deve pagare dazio il povero Cristo di turno che si trova lì magari a lavorare in situazioni particolari o magari sotto numero. Questo mi trovi pienamente d'accordo. Però ci sono delle commissioni, ci sono le ispezioni, faranno luce, ci saranno poi delle inchieste. A fine, ripeto, se c'è qualcuno che ha sbagliato è giusto che paghi. L'importante è che non paghi, perché poi ripeto, a livello di immagine paga dazio l'intero corpo, non è giusto perché nel quotidiano si fanno sacrifici enormi. Diciamolo Antonio, nel quotidiano, nel quotidiano ci si fa un mazzo tanto, diciamolo, bravo, una volta papale per poter gestire come possiamo dirlo, il barcone carcere, no? Perché non è altro che un barcone, un qualcosa di grosso e pesante, solo chi fa questo lavoro può capire, quindi è un peccato che poi, ripeto, per l'errore di un singolo paghi l'intero corpo, come immagine pago. Quindi laddove venisse accertata la responsabilità di qualche singolo è giusto che il singolo paghi, ma attenzione, responsabilità dovute a negligenza, non responsabilità dovute al fatto che magari sei da solo a lavorare sotto organico con un numero congruo di detenuti. Io direi in questo caso sperare che il detenuto venga preso quanto prima possibile, perché trattasi di un detenuto extracomunitario senza fissa dimora, quindi secondo me è uno di quei casi dove presto tornerà a casa, quindi se ho notizie in diretta poi ovviamente vi aggiorno. Se viene tu stai parlando di quell'evaso da Rimini, perché io invece mi riferisco a quell'evaso d'opera. Se viene ripescato, per fargli una cortesia si potrebbe mandarlo in Albania. C'è un centro di detenzione non male là. Su quello di opera la vedo più dura, perché questi sono professionisti delle evasioni e purtroppo in questo caso secondo me non è che va rispedito in Albania
potrebbe pure essere che magari già c'è in Albania, chissà. Certo. Che questi sono... Ma c'è la nostra co-conduttrice d'eccezione che vuole dire Sì, io vorrei purtroppo aggiungere a questo, io sono pensionata polizia penitenziaria, quindi 35 anni di galera me le so fatte. Molte volte dobbiamo anche dire che per fare il nostro lavoro e dentro legge a volte abbiamo pure a che fare, entriamo in conflittualità con i nostri superiori. Io ho lavorato sia nei minori che negli adulti e posso anche dire questo. Grazie a Dio quando lavori nella legge possono fare tutto quello che vogliono e le cose sono sempre fatte bene, però a volte anche questo addirittura crea dei conflitti e a me personalmente è capitato. Sì, ma io credo in tutti gli ambienti lavorativi si possano creare dei conflitti, che sia carcere, che sia... Però quando operiamo nella legge non dovrebbe certo, succedere. Io dico sempre, come ho sempre detto io, male non fare, paura non avere, quindi non ci sono conflitti che tengano o attacchi gratuiti che tengano, perché ripeto che quando uno lavora rispettando le norme e la legge, io credo che questo fa abbia poco da preoccuparsi. Questo fa sì che le nuove leve possono non volersi mettere contro, perché non sempre tutti abbiamo, no, questa capacità o voglia o di metterti, perché noi abbiamo a che fare sì con i detenuti ma anche con i nostri superiori, come ben sai. Sì, ma assolutamente, ma questo accade non solo nel nostro mondo, questo accade in tutti i posti di lavoro, dove c'è comunque, pure se vai in fabbrica c'è l'operaio, poi c'è il capoturno e poi c'è il direttore, c'è il dirigente. È ovvio che si creano degli screzi perché non siamo tutti uguali. Sì, però entro la legge dovrebbero crearsi di meno, perché la legge dovrebbe essere la legge, gli articoli, i commi. Come dicevi tu prima, quando lavori nel nome della legge e rispetti quelli che sono i regolamenti e il tutto, non c'è attrito che tenga. Però sai pure come noi siamo ben visti quando poi entriamo in queste dinamiche. Ed è giusto che anche gli altri sanno che le persone lavorano. Segretario generale aggiunto del SINAP, Sindacato Nazionale Autonomo della Polizia Penitenziaria, tu ti devi beccare anche questi. Queste sono le precisazioni di una persona che ha dato l'anima oltre che il corpo per il lavoro in cui tu ancora sei totalmente immerso, e oggi giustamente lei sta dando sfogo a quelle che sono anni di frustrazioni commesse. No, fermola, però voglio aggiungere una cosa. Se io sono andata a prendere stamattina appunto alla stazione dove è arrivata e gli ho fatto fare un giro di Milano. Abbiamo incrociato una cosa come 2 pattuglie della Polizia di Stato, dove c'erano appunto tutti i giovincelli alle prese appunto a perquisire più vari maranza o cose del genere. E lei si è stupita di quanto questi siano giovani. Ecco, io ti voglio invitare a dare delle parole oltre che di conforto, ma anche di supporto a quelli che sono tutti giovani che grazie a tutti i nuovi assunti che questo governo ha prodotto in questi pochi anni si troveranno a farci. Avrete una barca di giovani che sono stati inseriti appunto in questo lavoro che lei ha svolto fino a un anno fa, tu stai ancora facendo, e noi a questi giovani dobbiamo dare un supporto perché si ritrovano a vivere una situazione lavorativa in un momento non tanto facile e in condizioni appunto abbastanza difficoltose. Perciò ti esorto come segretario generale aggiunto, ma poi con tutte le altre cariche che tu ricopri, di dire qualche cosa a questi giovani, perché questi giovani hanno sicuramente bisogno di una formazione maggiore e hanno sicuramente bisogno di un aiuto da quelli che sono i vecchi che stanno lì, perché quello che non ti dà la scuola di formazione poi te lo dovrebbero dare i colleghi anziani. E io da un vecchio del lavoro come sei tu, perché tu ormai sono 25 anni che ci sei, mi aspetterei appunto parole di consiglio a questi ragazzi, perché sennò si ritroveranno. A parte che io sono contento di vedere tantissimi giovani, significa che il governo sta a fare il proprio dovere e quindi sta assumendo personale. Questo riguarda la polizia penitenziaria, ma tutte le forze dell'ordine in generale. Quindi se ci sono tanti giovani in giro vuol dire che la macchina assunzionale sta funzionando. Detto ciò, ai ragazzi mi sento solo di dire di fare comunque sempre il proprio dovere nel rispetto della legge e dei regolamenti, e che comunque voglio dire
col lavoro che facciamo noi, io parlo di polizia penitenziaria, ma lo allargo anche alle altre forze di polizia, può capitare di cadere, può capitare, perché comunque facciamo un lavoro pesante, difficile, e comunque chi lavora in prima linea comunque mette a rischio la propria vita tutti i santi giorni, quindi può capitare tranquillamente di cadere, ma ciò non li deve né demoralizzare né destabilizzare, devono avere la forza di rialzarsi, perché magari la prossima volta si cade meglio, quindi il motto deve essere questo, ma credere in ciò che si fa e soprattutto onorare e rispettare la divisa che si indossa, che sia quella della penitenziaria, che sia quella della Polizia di Stato, dei Carabinieri, Guardia di Finanza, le altre forze di polizia. Altre forze di polizia, che poi sono queste tra l'altro. Quindi questo mi sento di dire, di rispettarla e onorarla, e poi ripeto, è un lavoro difficile che può capitare di cadere, l'importante è avere la forza interiore di rialzarsi e pensare che magari la prossima volta che si cade meglio, ma mai demoralizzarsi e soprattutto mai mettere in discussione la divisa che si indossa, perché comunque per noi deve essere una seconda pelle, ci dobbiamo credere tutti, perché la gente ha fiducia nelle forze di polizia e quindi noi dobbiamo far capire alla gente che ci siamo, perché è il nostro dovere. Pienamente d'accordo in questo. Antonio, abbiamo con noi anche l'altro mitico co-conduttore. Buongiorno e bentornato fra noi, Federico. In verità Ciao, sono Federico. costretto a fare le trasmissioni contro la sua volontà. Perché Comunque, sei costretto? sono sempre sul pezzo. Guardi che è grave quello che sta asserendo, signor Federico. È la verità. Vabbè, io non mi sento imputato, l'imputato sicuramente sarà Mimmo. Che se l'è inventata lui questa trasmissione, tra l'altro, mannaggia a lui. Io sono sempre dalla parte dei lavoratori in difficoltà e secondo me Sì, voi... infatti, quelli che sono più in difficoltà li affoghi pure, Mimmo. Ma non è vero. Ok, volevo fare un messaggio importante. Io ho un carissimo amico che voglio aiutare e ha una bellissima attività. Si chiama Il Fornaio di Cologno, in Viale Lombardia 47 a Cologno Monzese. Fa del pane buonissimo a dei prezzi ottimi, andateci, e si può fare anche l'aperitivo, tra l'altro. Sembra a prezzi modici, poi un uomo di una distinta simpatia, è davvero bravo. Ho deciso di aiutarlo e quindi sfrutto questo momento di dolore per pubblicizzarlo. Ovviamente non ho ricevuto niente in cambio, lo sottolineo, non è un marchettone, è una cosa amichevole, un ragazzo in gamba e se lo merita. Beh, noi girando per Cologno Monzese, perché è il paese di cui stai parlando, spesso e volentieri in varie attività commerciali, soprattutto di quelle appunto in cui si dà da mangiare alla gente, abbiamo trovato appunto anche ex ospiti delle patrie galere. E cosa c'è di meglio appunto di vedere gente che ha passato esperienze di criminalità, di piccola criminalità, e poi tornando fuori è riuscita a reinserirsi. Ah, davvero, Mimmo? Sì, io non lo sapevo questo. Ci sono. Ci sono altre persone, vabbè, ma quello è stato un inciampo, ma questo amico qua invece è completamente legale. Tra l'altro, tra gli amici di Bergamo e Brescia, voglio ricordare che Cologno Monzese è la porta est d'ingresso a Milano, quindi se siete di passaggio potete uscite a Cologno Sud o Nord, meglio ancora, e vi fermate un attimo e mangiate davvero bene. Siccome abbiamo un bresciano d'adozione in studio, si può tranquillamente fermare e poi ripartire sempre sulla strada. No, non ce l'abbiamo in studio, al telefono anche lui. Però... Allora, ne approfitto, credo che faccia piacere pure a voi, visto che ci troviamo in vena di, tra virgolette, pubblicizzare. Io ci tengo in maniera particolare. Mi andava di parlare 30 secondi di un libro pubblicato da uno dei colleghi coinvolti nei fatti di San Gimignano. E chi è? Il libro si chiama Colpevoli di innocenza. Ve lo sto dicendo semplicemente perché ci tengo, lo consiglio. Lo trovate su Amazon. Colpevoli di innocenza, la legge è uguale per tutti, con 3 punti interrogativi. Chi l'ha scritto è Fabio Strianese, un collega che purtroppo si trova coinvolto nei fatti di San Gimignano, quindi chi ci ascolta magari volesse acquistarlo, basta andare su Amazon e lo si trova, e quindi sì, non tanto, 14,24 €, quindi
però sosteniamo delle persone che hanno vissuto, stanno vivendo delle situazioni veramente gravi, perché comunque il tutto si ripercuote sulla famiglia, sul lato economico, quindi ci tenevo in maniera particolare, ripeto. Abbiamo dalla mitica regista Natalia, ce l'abbiamo qua, lo possiamo far vedere, giusto? Sì, Mimo, tanto non ci guarda nessuno, che dovete far vedere? Che non è vero, su Facebook ci guardano in tanti, non dire così, ce l'abbiamo qua. Scusa, ma allora anch'io devo mostrare una pizzetta, uno sfilatino del mio amico Valentieri, che cavolo. Se ce l'hai mostra. In maniera particolare, perché è un argomento che a me ha colpito tanto, ma come ha colpito tanto a tutti gli appartenenti al corpo, perché sono comunque dei colleghi che sono in gravissime difficoltà. Sappiamo bene la storia come è andata, io la conosco bene perché ci sono stato là 2 volte con il ministro, vice premier e il segretario della Lega Matteo Salvini, siamo stati lì 2 volte per portare vicinanza ai colleghi e per capire la situazione come si fosse svolta, quindi ci tengo in maniera particolare, lo ripeto per l'ultima volta, si chiama colpevole di innocenza, la legge è uguale per tutti, scritto da Fabio Strianese, che abbraccio perché è un collega che conosco bene ed è una persona per bene, quindi ne approfitto per fargli in bocca al lupo, quindi chi volesse lo trova tranquillamente su Amazon. Scusa Antonio, i colleghi, vorrei dire colpevoli è il titolo? Sì, questo titolo di questo libro? Sì, riguarda tutti noi. Riguarda tutta la polizia penitenziaria, appunto, anche me che sono in pensione. Perché è capitato a loro, ma poteva capitare. Benissimo, è capitato, chi lavora, chi fa questo lavoro capita, ne esce ma capita. Quello che dicevo anche prima a me è capitato, quindi posso... No, qua io devo, comunque l'ospite in studio la devo contraddire perché a volte non se ne esce proprio. A volte sì, è vero, è vero. Letteralmente perché si viene portati in carcere. Quindi questo libro tutta la polizia penitenziaria lo deve leggere sicuramente, e poi i cittadini. Sì, io invito mandiamo la colleghi e non la seconda parte, semplicemente perché può essere un qualcosa di molto interessante per tutti noi, perché ripeto, è successo a Fabio, ad Antonio e ad altri ragazzi che io conosco di San Gimignano, ma domani può capitare a qualsiasi persona che lavora in prima linea per servire lo Stato e poi si trova in situazioni molto delicate e particolari, quindi ripeto a tutti i colleghi che ci ascoltano, ma anche ai non colleghi, vi invito ad acquistarlo perché potrebbe risultare qualcosa di molto interessante. Quindi è di molto utile, perché anche dalla galera nessuno è esente. La legge italiana spesso e volentieri colpisce anche chi non se lo aspetta. Comunque interrompiamo qua. E colpisce da dietro di solito, così almeno a casa capite cosa vuol dire. Colpisce sempre da dietro. No, basta con queste amenità. Pubblicità. No, Mimmo. Sì, come pubblicità, dai. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli €99 annuo. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. E rieccoci qua, è sempre lo spazio più in collaborazione col Sinape, siamo sempre qua da Via Bellerio, da Radio Libertà. E prima ancora di ricominciare a parlare di problematiche legate al lavoro appunto degli agenti della polizia penitenziaria, sia donne che uomini, ricordiamo il nostro amico Pizzettaro
di via Lombardia a Cologno Monzese, che fa le pizze molto buone. Viale Lombardia 47. E ricordiamo anche il libro Colpevoli di innocenza, la legge è uguale per tutti, lo trovate su Amazon a 14,24 € di Fabio Strianesi. Oltre che riempirsi la pancia, bisogna anche informarsi, dobbiamo documentarci. Non si vive di solo pane, ha detto un falegname di Nazareth. Assolutamente, e sostenere soprattutto i colleghi che stanno vivendo questo momento particolare, stargli vicino, perché se lo meritano, uno, e due, sono persone che indossano la nostra divisa, comunque fanno parte del nostro corpo, e noi bisogna dirlo ogni tanto e ricordarlo, perché spesso qualcuno magari se lo dimentica. Noi siamo un unico corpo e così dobbiamo ragionare tutti. Che spesso si ragiona che ognuno guarda a casa propria, però bisognerebbe ragionare invece andando tutti nella stessa direzione, perché solo uniti si ottengono i risultati, perché se poi ognuno va per la propria strada a pagare dazio per l'intero corpo, no? Ed è l'intera organizzazione, quindi bisogna sostenere i colleghi in questo momento che vivono un momento particolare, ma sostenere, come dico io sempre, tutto il corpo di polizia penitenziaria, perché non siamo secondi a nessuno, punto. Certo. Ok, possiamo parlare dell'elefante della stanza, perché io avrei alcune cose da dire. Prego. Su quello che è accaduto a Milano Opera, perché ci ho lavorato 2 anni e mezzo a Milano Opera, lo conosco bene, è il terzo carcere della nostra città, perché Milano, noi trasmettiamo da Milano, abbiamo l'onore e l'orgoglio di trasmettere da Milano, la capitale morale del paese. Ricordiamo agli amici a casa che Milano ha 3 carceri, che sono la casa circondariale di Milano San Vittore, la casa di reclusione di Milano Opera e la casa di reclusione di Milano Bollate. Poi c'è anche Monza, che è il quarto. Allora, numero 1, voglio salutare le donne e gli uomini del reparto di polizia penitenziaria di Milano Opera, che lavorano in condizioni davvero difficilissime. E voglio salutare anche il comandante di Milano Opera, che ho avuto modo di conoscere, è una persona non in gamba di più. So che in questo momento il reparto di polizia penitenziaria sta passando dei brutti momenti a Opera. Tuttavia io vorrei dire 2 o 3 cose appunto su questo. Io ho fatto 2 anni e mezzo a Opera e posso dire che Milano Opera non era il posto dove portare questo signore che stava a Sassari prima, questo albanese che è scappato, quindi gli errori stanno al centro, stanno a Roma. E voglio anche dire altre cose, che Milano Opera è un carcere costruito nel 1986 e versa in condizioni strutturali difficili, per non dire penose, tra topi, pioggia, scarafaggi, insomma è una struttura decisamente fatiscente, un carcere, uno delle famosi carceri d'oro, i famosi carceri d'oro. E Opera dimostra in tutto insomma il suo splendore, l'approssimazione con cui furono costruite le carceri in quel periodo in Italia. In più anche a Roma sanno che Opera non è un carcere di massima sicurezza, proprio appunto a causa della vetustà della costruzione e soprattutto a causa dell'enorme sovraffollamento. Cioè qualcuno a Roma ha deciso di prendere questa persona qua, questo detenuto, e portarlo in una struttura che aveva già problemi enormi di sovraffollamento e di vetustà e di organizzazione, tra l'altro, perché un carcere così grande è difficile da mantenere. Solitamente una persona che ha già 3 evasioni sulle spalle non si porta in un carcere grande, per ovvi motivi, lo dice anche l'ordinamento penitenziario. Comunque qualcuno a Roma ha sbagliato, a me dispiace che ora vanno a pagare le donne e gli uomini che lavorano in condizioni difficili a Opera, e tutto questo il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria lo sa, è loro che sta riorganizzando i circuiti di Lombardia proprio per questo motivo. Ecco, io davvero voglio anche lamentare che recentemente sono stati spesi una marea di milioni di euro per costruire dei carceri in Sardegna, tra cui quello di Oristano, che è stato costruito proprio apposta per detenuti che hanno evasioni plurime e insomma sono altamente pericolosi, tra cui insomma ha il muro di cinta più alto d'Italia questo carcere in Sardegna. La Sardegna non ha il sovraffollamento che ha la Lombardia. Io vorrei conoscere, cioè, io non riesco a comprendere il dilettantismo che c'è al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria a Roma nel fare una decisione del genere, perché poi questo albanese qua, questo detenuto albanese che è stato portato a Milano, secondo me non ci credeva, era felicissimo. Dicevo, caspita, questi qua da Sassari, che tra l'altro il carcere di Sassari in mezzo alle campagne, mi hanno portato a Opera, vicinissimo alle tranvie, vicinissimo alle ferrovie, in una strada che è attaccata alla tangenziale.
Questo ragazzo qua appena arrivato a Milano Opera, secondo me non ci credeva manco lui, ha detto questi vogliono che ci provo. Federico ha avuto il disagio di attraversare le risaie, però, perché il carcere di Opera è circondato dalle risaie. C'è via Camporniago, là è tutta una serie di costruzioni, perché a Milano c'è il cemento che la fa da padrona, e questo signore qua in pochissimo tempo è arrivato alla strada, via Ripamonti, che collega in pochi passi alla tangenziale ovest di Milano il carcere di Opera. Se andava un po' più avanti trovava un autobus, se camminavate 300 metri c'è il tram che va in centro a Milano. Milano è una città, una metropoli, per cui giri l'angolo e già ti perdi in mezzo sei in un altro mondo. Alla folla. È un attimo, cioè io non posso credere davvero che ci sia un dilettantismo del genere all'ufficio trasferimenti. Mi dispiace, è un'accusa potente, sì lo è, rischio di farmi male, assolutamente è vero, però davvero non ci posso credere. Secondo me questa persona qua è stata servita su un vassoio d'argento, tanto più che ha 3 evasioni già all'attivo. Ma dico, chi di dovere ha letto cosa ha combinato questa persona qua prima di inviarla a Milano Opera? C'è mai stato a Milano Opera? Lo dico io, sì, e a Roma queste cose le sanno. Antonio, sì, Federico, qua torniamo al discorso che ho fatto io. In carcere, alle persone che lavorano in carcere, bisognerebbe far leggere i fascicoli di ogni singolo detenuto. Ma la questione non è questa, la questione è che questo signore qua a Opera non ci doveva stare, sì. Era nel posto giusto per lui, al momento giusto per lui. Un carcere che ha gravissimi problemi gestionali e strutturali. Ma evidentemente perché qualcuno centrale. Evidentemente a qualcuno è sfuggito il curriculum di questa persona. Io leggo di un signore che Antonio Fellone ci ha già portato diverse volte qua in trasmissione. Posso Antonio, voglio leggere certo, come no. Due righe scritte dal dottor Enrico Sbriglia, che appunto è un esperto del settore. Puntini. Silenzio, meglio il silenzio. Mentre osservo i tanti attrezzi utilizzati per l'evasione, il detenuto ha fatto il suo, quanto in fondo era sindacalmente possibile, lì dove non intendesse espiare l'esperienza detentiva come un obbligo verso la comunità, da ridurre come durata solo mostrando concretamente il desiderio di un reinserimento legale. Lui ha fatto il suo. C'è da chiedersi se altri abbiano fatto il proprio. In ogni caso, fulgido esempio di di fuga dinamica. Questa l'ho voluta leggere perché sta fuga dinamica mi fa simpatia, perché mi ricordo la sorveglianza dinamica, che appunto fa molto simpatia a Federico, vero Federico? Sì, ma questo detenuto era in una sezione a regime chiuso, solamente nell'ultima. E pensa se era aperta dove arrivava, no, e meno male che è chiusa. Comunque, soldi dei cittadini buttati nel cesso, scusate il francesismo, perché ripeto, 250 milioni di euro per costruire il carcere ad Oristano, una Sardegna che ha un tasso di affollamento che è del 50%, cioè è un terzo di quello che ha la Lombardia, se tutto va bene, del 180% circa. Hanno portato questa persona in un contesto difficile, in un contesto già sovraffollato, in un contesto con strutture ammalorate, in un contesto vicino alle vie di comunicazione. Ribadisco, io sono incredulo, non ci posso credere, vorrei vedere davvero. Io mi auguro che i magistrati, invece di dare la colpa sempre all'ultima ruota del carro, vadano a leggere chi ha autorizzato un trasferimento del genere. Federico Maria Carbone, l'ultima ruota del carro, chi è? Facciamo... La gente che stava là, la gente che alla notte si può fare dalle 3 alle 6 sezioni. Io ci ho fatto 2 anni e mezzo proprio nel reparto dove stava questo detenuto qua. E vi dico che le condizioni di lavoro a Opera sono durissime, ok? È davvero duro lavorare a Opera. So che si fanno 12 ore di lavoro al giorno, purtroppo i tempi in cui lavoravo io era la norma. So che i riposi saltavano a tutto andare per garantire i posti di servizio, che comunque non si riusciva a coprire perché è una struttura che ha abnorme, che ha problemi davvero enormi nella gestione e che soffre di un ammaloramento abbastanza grave. Io davvero sono incredulo. Mi auguro che chi sta investigando come al solito non se la prenda con l'ultima ruota del carro, perché non è una cosa di cui sono colpevoli gli agenti. Io ho visto più sbarre tagliate durante la mia carriera. Ci sono contesti in cui persone così non devono stare, e anche da quanto è riportato all'ordinamento penitenziario.
per una volta deve pagare chi sta in alto, perché l'errore è stato fatto dall'alto. Ribadisco che questo signore stava a Sassari, è stato trasferito in un contesto iper sovraffollato come quello di Milano Opera e come quello della Lombardia. Si poteva andare in Piemonte, si poteva mandare a Tolmezzo, cioè sono una miriade di carceri che sono quantomeno località più isolate e quantomeno hanno un controllo più sistematico, perché essendo strutture più piccole si riesce quantomeno a avere una turnazione più attenta del personale, un muro di cinta un po' più piccolo, eccetera. Ci sono tanti motivi che non sto a spiegare tanto. Io comunque davvero sono allibito. Mi auguro che io so che i corpi speciali della Polizia Penitenziaria, cioè il nucleo investigativo centrale, è già al lavoro per andarlo a prendere, a scovare, come ha già fatto in passato. Fatto sta che se si evitano, insomma, cose del genere, è tutto di guadagnato, insomma. La prevenzione prima di tutto, giustamente dice Carmen. Antonio Fellone, che fine hai fatto? Sì. No, vi sto ascoltando con interesse, perché ma condividi? Io Condividi? Condivido, bisogna veramente fare una riflessione, perché rispetto all'evaso di Opera, tutto ciò che è emerso fa rabbrividire, e bisogna capire veramente questo signore come è riuscito a mettere insieme tutte queste manici di scopa, un reparto chiuso, e meno male, vuol dire qui la sicurezza ha fatto acqua da tutte le parti, perché uno che riesce a mettere insieme tutte questi manici di scopa, tutta questa attrezzatura, cioè un qualcosa di organizzato veramente in maniera maniacale alla perfezione. Però se in un carcere come quello di Opera, e non è l'ultimo carcere d'Italia, anzi è riuscito a fare tutto questo, bisogna capire come è riuscito a fare tutto questo, e ripeto, come dicevo prima in apertura, è capire chi ha realmente sbagliato, perché poi non è giusto che a pagare dazio è l'ultimo scemo. Se ci sono delle responsabilità, queste responsabilità vanno accertate, e chi ha sbagliato e non ha fatto il proprio dovere deve assumersi delle responsabilità e pagare, perché poi altrimenti a pagare dazio è sempre, come dicevamo prima, l'ultimo scemo, quella persona che in quel momento si trova lì per sbaglio, però bisogna trovare il responsabile, e poi la responsabilità cade su uno che non c'entra veramente nulla, perché veramente è grave. Io una proposta, cioè, Antonio Felloni, io una proposta ce l'avrei. Poi rispetto a quello che dotare i detenuti. Non mi trova pienamente d'accordo, perché non c'è più vigilanza dinamica e altri detenuti sono chiusi, quindi no, infatti lui parlava di fuga dinamica. Il detenuto è stato molto dinamico, ma era una frecciatina, sì? Come l'ho potuto interpretare io, magari mi sbaglio, alla vigilanza dinamica, però ovviamente il dottor Sbriglia, stando fuori adesso, che come tutti ben sappiamo è in pensione, quindi ne approfitto per salutarlo, però non sa che purtroppo, per fortuna, non esiste più la vigilanza dinamica. Vi posso dare un consiglio dalla mia piccola esperienza, visto che l'altro giorno, quando parlavamo dei detenuti di Como che hanno dato vita alla rivolta, e perché appunto si erano ubriacati facendo la grappa, usando le mele e le pere, ecco, io proporrei, per evitare ulteriori scale atte all'evasione fatte con i manici di scopa, di fornire le scope con i manici di plastica, che così appunto non possono reggere il peso di un detenuto, anche se magro come quello albanese evaso, perché quello se l'era proprio studiata, perché ho letto che ha anche dimagrito quello. Scusatemi se vi interrompo, voglio dare una bella notizia. Mi è stato appena detto che è stato arrestato, è stato preso il detenuto che è evaso stamattina dall'ospedale di Rimini. Poi vi darò i dettagli a minuti, però mi è appena arrivato il messaggio che è stato preso il detenuto. Che era andato a fare il bagno in spiaggia, l'hanno cuccato in spiaggia a Rimini? No, non ho notizie in merito, non ho dettagli. Appena mi girano i dettagli, se stavo mangiando la diretta, però diciamo che la notizia più importante è quella che è stato catturato. Ma come ti dicevo prima, Mimmo, vedendo la tipologia del detenuto, un detenuto extracomunitario senza fissa dimora, dove vuoi andare? Ti ho detto che ero certo che prima o poi tornava a casa, infatti è stata proprio una fuga velocissima. Ha fatto in tempo andare alla mensa della Caritas di Rimini, Antò, ha fatto in tempo andare alla mensa di Caritas di Rimini a prendere il pacco. Però anche qui bisogna capire quello che è successo, come è successo, perché poi gira che ti rigira a pagare dazio certo, sono sempre qualcuno che magari in quel momento colpe non ne ha. Quindi io a questo vorrei aggiungere
quanto possono conoscere la polizia penitenziaria anche di queste cose lavorando in carcere. Le informazioni maggiori secondo me ce l'ha la polizia penitenziaria per quanto riguarda i detenuti, perché è a conoscenza delle famiglie, di tante, parlando con i detenuti si è a conoscenza poi di tante informazioni. E questo è un privilegio che penso solo come corpo c'ha la polizia penitenziaria, perché ha più stretto contatto con i detenuti. Sì, se in Italia ci fosse la volontà di eliminare certe forme di criminalità, soprattutto le grandi associazioni, basterebbe appunto avvalersi di quello che è la conoscenza che gli agenti della penitenziaria, donne o uomini che siano, hanno, perché appunto in pratica convivendo con i detenuti ogni secondo sanno appunto quanti respiri esalano in un minuto, e sicuramente dall'interno del carcere... Vi interrompo un secondo. Mi potete dare 2 minuti, provo ad avere dettagli così li diamo in diretta e forniamo un ottimo servizio? Ok, rimango io in linea, tolgo il microfono, faccio una telefonata e così diamo i dettagli in diretta. Antonio, a te... Abbiamo anche le breaking news su Radio Libertà. Questa è una radio moderna. Antonio, speriamo pure per l'albanese allora. Ha tolto. A Federico. Va bene, voglio dire anche una cosa, che a Opera non te li danno non ti danno la fornitura, almeno quando ci lavoravi te la dovevi comprare, quindi sì? il bastone di legno. Vabbè, ma uno non è che si può comprare 20 bastoni di legno. No, però ma avendo amici all'interno, uno compra un bastone, l'altro compra un bastone e poi lo danno all'amico, a chi, eccetera, eccetera. Poi la gestione è difficoltosa, perché ribadisco, un carcere costituito nell'86, quando c'era il corpo degli agenti di custodia, la modalità di vigilanza era totalmente diversa da quella che c'è oggi, era uno Stato che non faceva austerità ma investiva sul personale, c'era il servizio militare obbligatorio negli agenti di custodia, quindi anche i muri di cinta erano coperti, era un altro mondo nel 1986 e all'epoca la struttura era gagliarda, era nuova. Io vi ribadisco, invito chi di dovere, anche i sottosegretari, mi sono a farvi una passeggiata. Carceri costruiti negli anni 80, vi mettete le mani nei capelli se ce le avete, se no ve li strappate. Sono strutture che fanno più schifo di quelle che sono costruite nell'800, davvero costruite non male, peggio, con problemi abnormi, con spazi enormi dove comunque bisogna garantire il personale ad ogni cancello, ad ogni rotonda. Davvero è stata un'epoca disastrosa nell'edilizia penitenziaria, e anche per questo motivo insomma Opera si fa fatica a coprire tutti i posti di servizio, e questi sono i risultati, cose che ribadisco a Roma conoscono, e cose per cui si è investito in gironi per l'Italia, in particolare in Sardegna, per evitare cose del genere. Invece purtroppo la polizia penitenziaria lavora con le mani legate. Io vorrei davvero sapere chi a Roma, quale dirigente aveva autorizzato il tutto, perché spesso e volentieri sono persone civili che non hanno mai visto un carcere in vita loro e firmano, fanno. La polizia penitenziaria merita di avere più voce in capitolo, e chissà perché quando ce l'ha molte cose si evitano. Questo insomma è tutta una serie di concause che si vanno ad accumulare e hanno reso questo capolavoro dell'evasione possibile. Faranno un film su questo per 4 volte evaso, se lo merita, insomma, ha raggiunto un bel record. Che ne dici? Gli vogliamo consigliare a Giancarlo De Cataldo di scrivere un romanzo particolare sulle evasioni dai carceri? Non lo so, magari farà Netflix, visto che Netflix sta acquistando Warner, avrà ancora più, insomma, perché hai visto pure Sarkozy ha scritto il libro lì, i 20 giorni delle sue prigioni, manco fosse stato chissà. Ma là si deve solo vergognare per quel poco che è stato. Ecco, questo dimostra che la legge non è uguale per tutti, nemmeno in Francia. Lui che rideva, ci festeggiava, per dirvi che sono in diretta, è stato preso dal reparto di polizia penitenziaria di Rimini in collaborazione col NIR dell'Emilia Romagna e ovviamente con il supporto dei carabinieri. Quindi l'operazione l'ha fatta la polizia penitenziaria, l'ha riportata a casa, adesso lo stanno
riconducendo Antonio, perdona se l'ha riportata in galera, non a casa. A casa, nella sua circondariale in questo caso. Nella sua a casa circondariale. Lo dico io che Fede è troppo avanti, ragazzi. Federico è troppo avanti. Vedi perché Mimmo insiste a farti intervenire in trasmissione, perché tu sei la luce di questa trasmissione. Senza di te manca proprio, cioè, il buio totale. Sì, basta. No, ma noi siamo un paese strano, no? Che facciamo le leggi dove chiamiamo le cose con gli atti nomi, tipo l'aborto e l'interruzione volontaria di gravidanza. Le carceri non si chiamano carceri, si chiamano casa circondariale e casa di reclusione. Abbiamo questa inventiva tra i nostri legislatori, e sono solo due cose, perché vi posso assicurare che se voi leggete le leggi, a parte il fatto che sono incomprensibili, e questo dimostra che l'Italia non è un paese normale, vengono usati termini che non sono nella lingua corrente, però insomma il carcere in Italia è la casa circondariale o la casa di reclusione, quindi di portarlo a casa non è errato, anzi è nel linguaggio giuridico, confermo, è della tutti i lavori. È come le stanze dell'amore invece del sesso? È perché le camere di pernottamento, quelle sono celle, scusa. Sì. Poi di pernottamento, sì. Anche su questo concetto c'è da dire. Noi siamo specializzati in terminologia, gli italiani penso che nessuno li batte. Antonio Fellone, che fine hai fatto? No, vi stavo ascoltando, io non intervengo sempre, io rispetto sempre chi deve dire la sua ed è giusto che dice la sua. No, vi stavo ascoltando, nello stesso momento leggevo anche dei messaggi che per magari se ci fosse stato ulteriore news per darle in diretta. Quindi... no, pensavo che leggevi i soliti 8.000 messaggi che ti arrivano. No, guardavo i messaggi rispetto all'evasione di Rimini e come diceva prima, speriamo che me la chiappano, che lo chiappano. No, la co-conduttrice, speriamo di dare presto anche la notizia di Opera. Sì, dell'albanese, sicuramente. Sì. Comunque conoscere l'etnia dei detenuti, anche quella è una conoscenza molto importante e come ben sapete chi ha lavorato in carcere sa come si comportano gli albanesi in carcere, sempre educati, gentilissimi, chi più ne ha più ne metta. Più pericolosi insieme ai rumeni, però mi devo fermare perché abbiamo un ascoltatore in linea. Diamo la parola ai nostri ascoltatori. Buongiorno, chi sei, da dove chiami? Buongiorno a voi, Antonio da Venezia. Buongiorno Antonio, prego. Buongiorno. Niente, io volevo segnalare un attimino il problema, quello che ti trovi in ospedale, devi fare le carte e magari il dottore di base fai difficoltà a trovarlo e per avere la NASPI come lavoratore, pur avere 60 anni con 3 infarti e l'immobilità, ti chiedono la prova del dottore di base, non basta l'ospedale, e ti dicono che sei abile al lavoro. Adesso io mi dico, lavoro, vivo in un furgone, lavoravo a 6 euro all'ora e mi dicono vai dal dottore e fornisci la cosa, ma sono nell'impossibilità di muovermi, che siamo invalidi. E allora come faccio io ad avere quella carta che mi permette di avere la NASPI per magari pagare il bollo, fare un po' di assicurazione, un attimo per sopravvivere? Se potete far sapere questo sarebbe importante. Antonio, perché... io ti invito a telefonare però il martedì, dove parliamo di tutte queste problematiche nello Spazio Più, che si svolge dalle 15 alle 16. Oggi è una trasmissione interamente dedicata alla polizia penitenziaria che nelle prigioni ci lavora. Io potrei darti un'indicazione, però non so quanto ti convenga. Se tu ti fai arrestare, finisci in galera, ti portano subito al pronto soccorso, all'ospedale, a fare tutte le visite. Però penso che sia il caso di non seguire questa indicazione, insomma. C'è un problema. Se lasci, ascolta, Antonio, se lasci il numero alla centralina, alla regista, mi occupo io della cosa personalmente, vedo di contattarti e farti avere una risposta, va bene? Facciamo così? Ok. Lascia il tuo numero alla regista e ti chiamo io appena riesco a avere le indicazioni giuste, va bene? Salve a lei, buona giornata. Grazie Antonio.
Vedete Federico e Antonio Fellone, ho fatto male a dare un'indicazione del genere? Perché non hai fatto bene, Mimmo, anzi io vorrei richiamare il governo che aveva promesso che sarebbe intervenuto sui contratti per rendere dignitosa la paga, eliminando i contratti pirata, cosa che il governo non ha fatto, e io voglio dire, il lavoro povero è una vergogna, non deve esistere. Voglio anche dire in questa radio che attenzione che il vento sta cambiando, io ho visto alcuni sondaggi, bisogna agire, bisogna mantenere quello che è stato detto, compreso anche dare dignità ai lavoratori. Se non lo fa la sinistra lo deve fare il centrodestra. Siccome è stato promesso l'intervento sui contratti, chi è di dovere al governo si muova, perché ribadisco, il vento sta cambiando. Non vorrei che poi sia Elly Schlein a fare una cosa del genere, perché e quando mai? Quella non ci casca mai. O Giuseppe Conte che ci crede che tornerà. Comunque i sondaggi stanno cambiando e molte persone sono insoddisfatte. Questo è un intervento che non costa nulla al governo, riordinare il settore dei contratti o quantomeno ragionare su un salario minimo. Troppa gente lavora per troppo poco. E questo in una repubblica fondata sul lavoro, ma in uno Stato come l'Italia, è una cosa inaccettabile, da nord a sud. Allora, Federico, passo la parola ad Antonio, anzi prima facciamo fare un saluto da Carmen, poi dopo passo la parola ad Antonio perché ormai ci rimane un minuto per chiudere questa trasmissione. Prego Carmen. Allora, io vorrei chiedere a Antonio di tenere presente questo, che sarebbe secondo me utile fare un trade union tra i poliziotti che vogliono fare un tipo di volontariato con i nuovi colleghi, per poter parlare e scambiare esperienze sul vissuto. Carmen, chiaramente tu ti stai offrendo a livello totalmente volontario, perché qua di Danè Geneminga ci sono le associazioni si dice a Napoli e in campagna che Danè Geneminga, vero Antonio Fellone? Si dice così? Assolutamente sì, assolutamente sì. Vabbè, quello che dice Carmen non è sbagliato, anzi sarebbe veramente una bella cosa, però la vedo è un po' come abbiamo fatto noi, no? Che abbiamo trovato quelli più anziani, che comunque ci sono stati di aiuto in alcune cose, anche se a volte magari tu contesti, no? Il giovane con l'anziano di attività magari, però ci sono anche molte cose utili che sono di aiuto, un'esperienza che comunque i giovani non hanno. Antonio Fellone, non abbandoniamo i boomer della polizia penitenziaria. A te gli ultimi secondi per la chiusura, vai Antonio. No, non abbandoniamo neanche i boomer di Radio Libertà, e tu sei uno di quelli, lo sai. Ma detto ciò, volevo ringraziare sempre Radio Libertà per lo spazio che dedica alla polizia penitenziaria al mondo carcere, grazie alla regia. Ci tenevo solo se mi date 10 secondi. Vai Antonio. Me l'hai chiesto tu in apertura, io ho detto ti avrei risposto dopo. In merito al post di stamattina, sì, tra il 19 e il 20 verrà pubblicata la graduatoria del concorso dei 185, dei 3.243, quindi 186esimo corso, scusatemi. Solo questo possiamo dire, che saranno pubblicate le graduatorie e poi successivamente dal 12 gennaio partono i corsi e che verranno prese persone per ogni singola aliquota, maschile, femminile, militari e civili. Quindi mi continuano ad arrivare centinaia di messaggi sui social e tutti che mi chiedono la stessa cosa. Allora, si partirà con la prima tranche, primo corso sarà dal 12 di gennaio, via via poi in tre, come abbiamo già detto in passato, in 3 tranche, i 4.000 totali. I corsi, scusa, di quanti mesi? Di 3 mesi, 1 mese e mezzo? 4 mesi di corso. Si faranno 4 mesi di corso e saranno 3 corsi. Il primo parte il 12 di gennaio. Ripeto, tra il 19 e il 20 uscirà molto probabilmente la graduatoria definitiva del concorso. Antonio, i saluti. Successivamente verranno comunicate le date, le destinazioni per la scuola di formazione. Antonio, i saluti. Di prossimo un saluto a Carmen, che mi ha fatto piacere sentire, a te Mimmo, a Federico e a Natalia. Ci sentiamo venerdì prossimo, buon weekend a tutti. Viva la polizia penitenziaria, viva il SINAPPE. Viva sempre. Avete ascoltato